Cittadino Grisci. .com. Io sono Alessandro Metaller. E cosa fai Alessandro Metaller nella vita? Metaller. Allora, ma stai facendo il video? Sì, certo. Ti racconto un po'. Abbiamo occupato uno spazio, una scuola, e poi porto avanti un po' di autoproduzione, perché giustamente sarà il nuovo messaggio per questo 2014 e per il tempo a venire nei prossimi anni, che l'autoproduzione sarà l'unica forma per riuscire ad andare avanti, giustamente di autosostentamento, perché i disoccupati che devono fare? No, invece siamo disoccupati organizzati, portiamo davanti il nostro discorso, andiamo avanti con l'autoproduzione, perché faremo grandi cose, ci pubblicizzeremo, entreremo in Europa tutti quanti e poi dopo urleremo alle folle, alle masse: no all'euro, siamo per la sovranità monetaria, perché l'Italia deve uscire da questa crisi, basta, non ce la facciamo più, se ne devono andare a casa tutti quanti i parlamentari, si deve dimezzare il tutto e dobbiamo stare bene tutti quanti. Vai. Grande sapere. Vai, di qua, di vicino. E poi dopo passo la parola a portavoce Giovanni. Che farà il suo discorso. Ma intanto io sono Alessandro Metaller. C'hanno addosso una maledizione politica, nessuno se l'aspettava. Così all'improvviso si è presentata e noi l'abbiamo dovuta affrontare. Perché mentre le persone precedenti a lui ci hanno lasciato una situazione abbastanza critica, complessa da poter affrontare, nel senso che il mondo si sta rinnovando. Intanto ci hanno lasciato i modelli vecchi, ci hanno lasciato regole vecchie per poter affrontare un nuovo mondo. E questo, quindi, se la persona abbastanza intelligente lo capisce e dice vabbè, continuo, vado avanti, nel senso che mi rapporto in base a come sono. Per una parte sociale. Esatto. Inizia a diventare attivista di te stesso e dire prendiamo in mano la situazione, nel senso abbiamo realizzato che è così. È una, diciamo che c'è una presa di coscienza del singolo individuo che si sente un cittadino libero, quindi sta a dire: senti, ma perché devo pagare? No, ma non è molto politica. Perché devo pagare tutte queste tasse? Perché devo vivere così? No, io voglio andare, un discorso umano. Voglio andare oltre, perché devi stare bene quando c'è il fabbisogno, quando hai un reddito, però non sia quello delle banche, che è molto diverso. Sì, però alla fine penso che ognuno si deve prendere i propri spazi, deve andare avanti e portare il suo discorso, deve riuscire a divulgarlo ai popoli, andare in giro per tutte le masse. Devono capire questo modo di vivere e di pensare, perché sono due cose diverse. Se non stai a vivere quindi Ecomostro, ho visto un ecomostro. con problemi, Ecomostro.